Benissimo, grazie Enrico, buongiorno a tutte e a tutti. Io porto i saluti dell'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza di Verona. Sono molto contento di queste iniziative che sono state organizzate dalla rete degli Istituti Veneti, quindi ringrazio innanzitutto tutti i docenti distaccati di questa rete che hanno reso possibile questa serie di incontri che mi pare sono stati un successo anche per il numero di partecipanti. Questo in qualche modo ci dice qualcosa, ci dice che il tema del colonialismo è un tema importante che richiede una maggiore indagine e anche nuove metodologie che in qualche modo gli insegnanti hanno bisogno per affrontare un nodo particolarmente delicato. Quindi io personalmente da direttore dell'istituto sono molto sorpresa dell'accoglienza e della partecipazione. Spero in definitiva che ci siano altri momenti, ecco, di questo tipo da condividere assieme, sia con tutti i docenti, diciamo, del Veneto, quindi con una modalità di incontro, come dire, duale in presenza, in questo caso Verona, diciamo, fatto da sede centrale e al contempo online, così come spero che ci siano anche momenti più ristretti, diciamo, dove si possa avviare un confronto con i singoli istituti, e qui parlo, ovviamente mi rivolgo nello specifico al caso degli insegnanti di Verona che sono qui in presenza numerosi e che ci ascoltano da casa. Come ho detto a Nadia Olivieri, la quale è stata preziosissima nell'organizzare questi incontri e che ringrazio ancora, vorrei davvero entro la fine dell'anno riuscire ad attivare un incontro informale con tutti voi per cercare di ascoltare, insomma, le vostre esigenze e per cercare di costruire un nuovo percorso, perché no, per il prossimo quadrimestre o pentamestre, quello che è, assieme su un altro tema, declinandolo a seconda delle vostre aspettative. Mi limito solo a dirvi una cosa riguardante l'attività dell'istituto, che spero e penso possa essere estesa a tutti gli altri istituti protagonisti di questo ciclo di incontri, vale a dire la necessità che voi frequentiate attivamente, sentiate vostro questo luogo, così come tutti gli istituti. Personalmente mettiamo a disposizione una biblioteca aperta su appuntamento in base, insomma, alle nostre possibilità, il più possibile aperta. Per i soci riserviamo il prestito dei libri, abbiamo un archivio, abbiamo una serie di attività didattiche, abbiamo una serie di attività culturali che non sono, ben inteso, sempre e comunque pensate esclusivamente per la formazione dei docenti, ma ciò non significa che non siano rivolti soprattutto ai docenti. Ecco, questo è l'impegno che il nuovo consiglio direttivo, il nuovo presidente Federico Melotto, noi tutti ci proponiamo di raggiungere, cioè di vedervi qui di più, perché questo è un luogo vostro e c'è bisogno anche del vostro aiuto, ben inteso anche materiale, nel senso che è un istituto che per mantenersi vivo e quindi invitare persone ha bisogno di soci, ma anche intellettuali, di idee, di condivisione di idee. Ecco, scusate se ho rubato come ho fatto questo cappello introduttivo, ma mi pareva doveroso. Mi perdonerete se sono stato assente il primo giorno, ero altrove, e se attorno alle 18 dovrò salutarvi, ma ho un altro impegno. Vi ringrazio ancora e sono curiosissimo di apprendere qualcosa di nuovo anch'io. Grazie. Allora, grazie Andrea per i saluti sempre graditi da parte dei dirigenti. Oggi l'incontro si avvarrà tantissimo dell'aiuto dei docenti distaccati negli altri istituti veneti, quindi chi è in presenza qui a Verona seguirà la piattaforma Zoom nella parte in cui verranno spiegate le attività, esattamente come i colleghi che ci stanno seguendo online. Poi ovviamente chi è online farà le attività nelle stanze virtuali, mentre invece chi è in presenza ci organizzeremo qui al momento. I colleghi sono Enrico Bacchetti, che è un collega distaccato ma anche il direttore dell'Istituto di Belluno, Chiara Massari, che è la docente distaccata a Venezia,
Antonio Spinelli, che è il collega distaccato a Vicenza, e con noi oggi abbiamo anche la collega distaccata a Modena, Francesca Negri, che vedrete ci spiegherà un gioco molto bello che hanno sperimentato e ideato a Modena. Allora io non perderei altro tempo e lascerei la parola ad Enrico, ringraziandolo tantissimo per il suo impegno nel partecipare al corso e a organizzarlo, perché poi insomma abbiamo fatto tutto insieme. Sì, grazie Nadia, buonasera a tutti. Allora, il compito che mi è riservato è quello di presentarvi lo studio di caso. Che cos'è lo studio di caso? Suppongo che, sono certo che molti di voi lo conoscono già, per altri forse è uno strumento didattico poco noto, allora io farò semplicemente una breve sintesi per indicarvi quali sono i suoi elementi essenziali, perché poi una parte dell'attività che svolgerete nelle stanze è legata proprio allo studio di caso. Lo studio di caso è appunto, come dicevo, uno strumento di didattica partecipata. La lezione tradizionale si basa essenzialmente sulla spiegazione del docente, che può essere talvolta accompagnata dalla presentazione di un documento o di qualche documento. Lo stesso insegnante poi fornisce i raccordi che mettono in relazione la propria spiegazione con i documenti stessi. Lo studio di caso invece, in quanto strumento di didattica partecipata, ribalta un po' le cose e coinvolge direttamente gli studenti. È una sorta di mini laboratorio e adesso vedremo come è strutturato. Sono forniti in questo caso solamente i primi 2 elementi della lezione, una spiegazione sotto forma di testo scritto, molto breve, come vedremo, e i documenti. E gli studenti a quel punto devono trovare loro i raccordi tra queste due parti. Le caratteristiche: è uno strumento rapido che si può utilizzare impiegando 1 o 2 ore, anche un po' di più se c'è il tempo, ma considerando i tempi sempre molto ristretti per gli insegnanti, questo è uno strumento che consente di testare le abilità e far aumentare le competenze degli studenti utilizzando e impiegando poco tempo, tutto sommato. Uno strumento dunque che mira al trasferimento attivo di conoscenza, che non sostituisce la lezione, ma è un'integrazione alla lezione. La lezione trasmette più facilmente i quadri generali. Il laboratorio permette di acquisire contenuti, ma anche trasmettere nozioni metodologiche che poi possono essere utili per gli studenti anche al di fuori del semplice contesto di studio. Gli obiettivi: coinvolgere gli studenti e acquisire delle competenze, raggiungendo degli obiettivi, ossia acquisendo delle conoscenze anche. I documenti che vengono utilizzati sono i più svariati, possiamo immaginare documenti di molti tipi, insomma i testi scritti ovviamente, le immagini, testi storici, saggi, brani di saggi ovviamente, la musica, insomma tutto ciò che possiamo immaginare come strumento di studio può essere impiegato nello studio di caso. Come è strutturato? Beh, c'è un testo introduttivo breve, 1 pagina, 2 al massimo. Antonio Brusa consiglia di non superare le 60 righe. Un testo che deve essere molto semplice, in cui prevale l'uso della paratassi, in modo che gli studenti non abbiano la difficoltà di dover approcciare queste righe e che debbano dedicare troppo tempo a questa fase del lavoro. Seguono alcuni documenti, pochi. Che numero? Beh, il numero in realtà è variabile e dipende dall'esigenza dell'insegnante, dall'obiettivo che si vuole raggiungere e anche dal tempo che si vuole mettere a disposizione, tutto sommato. Certo, un conto è fornire un testo scritto, magari anche di una certa lunghezza, altra cosa è fornire delle immagini che permettono ai ragazzi di leggerle e interpretarle forse più rapidamente, e quindi in quel caso se ne possono pensare anche più in un numero maggiore, diciamo così. Tutti i documenti poi devono essere identificati, bisogna capire qual è la fonte, gli studenti devono sapere qual è la fonte. Una delle cose che troppo spesso ci si dimentica è che quando si utilizzano dei documenti con degli studenti, è opportuno che questi sappiano da dove i documenti arrivano. Gli studi di caso che poi vi proponiamo, che troverete online sulla rivista telematica 900.org,
sono preceduti da un testo cosiddetto esperto, cioè un testo più corposo e articolato rivolto ai docenti che illustra in modo più completo l'argomento che è oggetto di studio. Ma il testo introduttivo per gli studenti in realtà è molto breve, lo vedrete, e molto più semplice, ovviamente. Possiamo avere sostanzialmente 3 tipi di studi di caso. Il caso in cui il documento illustra il testo introduttivo fornito dal docente, oppure dei documenti che aggiungono delle informazioni, oppure dei documenti che pongono dei problemi storici o storiografici. Molto spesso in realtà i 3 modelli si possono sovrapporre, così come pure gli esercizi, e lo vedrete negli esempi che vi verranno proposti. Quando i documenti illustrano il testo introduttivo, questo permette di stabilire relazione, anzi bisogna stabilire una relazione tra il testo e i documenti con diversi gradi di difficoltà, e quindi raccontare o scrivere quanto si è imparato dai documenti. Si impara a stabilire connessioni, a comprendere i testi, a usare connettivi, no? Come il ciò è dimostrato da, i perché e i come della storia, in sostanza. Quando invece i documenti aggiungono informazioni al testo introduttivo, il testo deve essere legato in maniera stretta alla documentazione. Lo studente, una volta che abbia letto con attenzione il testo introduttivo, cerca altre notizie che lo completino, e naturalmente i documenti possono presentare gradi di difficoltà differenti. Insomma, un conto è presentare una foto, altro conto una tabella, un documento geografico, un saggio o un documento scritto di altro tipo. E quindi richiede questo livello una cura, un'attenzione maggiore. Il più complesso è il terzo modello, quando cioè i documenti pongono dei problemi storiografici. Richiede una preparazione specifica più alta anche per il docente che fa affrontare un lavoro di questo genere agli studenti, e comunque delle capacità critiche maggiori anche da parte dei ragazzi. Quindi è consigliabile, insomma, utilizzare questo modello essenzialmente per le scuole superiori. E quindi punta alle competenze storiche più alte. Insomma, la storiografia non riesce a mettersi d'accordo su un determinato fatto, prova a dare tu una risposta sostanzialmente. L'attività degli studenti si svolge poi in questo modo: vengono divisi in gruppo, ogni gruppo legge con attenzione il testo introduttivo, poi con cura anche i documenti e svolge gli esercizi di corredo all'attività. Alla fine tutto il materiale può essere realizzato in forma scritta e in bello stile e consegnato all'insegnante, oppure può diventare solamente una serie di appunti, un canovaccio con cui dopo ci si confronta con i compagni degli altri gruppi. E arriviamo subito alla fine, non voglio rubare tempo. Il materiale che vi verrà fornito, i link che vi verranno forniti sono 4 essenzialmente. Sono studi di caso che, come dicevo, sono tratti da 900.org e sono quelli che vedete qui indicati. Il primo di Nadia Olivieri, L'invenzione dell'Africa, la formazione dell'immaginario coloniale italiano. Il secondo di Enrico Manera, collega di Torino, Orientalismo, l'immagine dell'Oriente come l'altro nella cultura europea. Marida Brignani invece presenta Colonialismo e tutela della razza, e a Gianluca Gabrielli si deve Razzismo coloniale italiano dal Madamato alla legge contro le unioni miste. Alla fine delle presentazioni, tra poco, avrete modo di vedere questi materiali e di sceglierli. Mi fermerei qua, spero di non aver rubato troppo tempo. Grazie. No, Enrico, sei stato perfetto, ottimo, grazie. E passerei subito la parola allora invece a Chiara Massari, che ci parlerà di didattica un po' meno seriosa, un po' più ludica. E quindi le do subito la parola. Grazie, Chiara. Grazie Nadia, buonasera a tutti. Sì, abbiamo con noi Francesca Neri che poi ci mostrerà un vero e proprio gioco da far giocare ai ragazzi. Diciamo che io vi presento dei giochi che invece vi proponiamo di più come fonte su cui far lavorare i ragazzi in classe, fonte storica propriamente. Allora io vi condivido già, ecco, questo è diciamo il PDF che tra un po' Nadia Olivieri vi presenterà. Allora, intanto vi segnalo questo sito, giochidell'oca.it. Giochidell'oca.it è un sito che raccoglie al suo interno dei giochi da tavolo, insomma gioco appunto dell'oca, di epoche diverse, dedicate a temi diversi, è una vera e propria miniera da esplorare, e al suo interno abbiamo scelto 4
di questi giochi, che sono giochi propagandistici, insomma, come vedrete. 2 sono legati alla guerra di Libia e 2 invece alle guerre coloniali di epoca fascista. Allora, vediamo di partire con il primo. Ecco, allora, nel sito c'è anche una scheda all'interno della quale si possono trovare le informazioni essenziali sul gioco, quando è stato realizzato, da chi, c'è anche una descrizione del gioco stesso, le regole e così via. Questo è il primo, sulla guerra di Libia, è un gioco celebrativo soprattutto degli ufficiali che hanno combattuto, che hanno guidato le truppe italiane in questa guerra. C'è anche il riferimento a caduti a Sharashat, insomma, che è l'episodio di cui ci ha parlato anche Costantino, insomma, per il quale Giolitti disse rischiamo una nuova Adua. Come accade spesso in questi giochi, accanto al messaggio propagandistico c'è anche un messaggio pubblicitario. Insomma, vedrete qui questa immagine anche abbastanza disturbante degli aerei italiani che sganciano non le prime bombe, come ci ha raccontato Di Sante, insomma, ma dei prodotti di questa ditta Banfi che produce amido e saponi. Questo è il primo esempio. Il secondo, sempre legato alla guerra di Libia, è questo, il gioco Guerra italo-turca, anche questo gioco propagandistico che di fatto racconta la guerra. Addirittura qui nella parte in basso a destra avete la cronistoria della guerra. Quindi qui può essere interessante anche come attività da far svolgere ai ragazzi, per esempio, un confronto, no, tra la versione ufficiale poi e invece la ricostruzione storica più recente. Spostandoci in un periodo successivo e periodo fascista, vi propongo questo giro dell'Africa orientale. Anche questo è un gioco molto interessante. In tutti questi giochi vale la pena anche scorrere bene le regole e soprattutto individuare quali caselle sono premianti e quali invece sono punitive, perché lì il messaggio propagandistico è molto chiaro. In questo gioco c'è il piccolo Balilla che esplora l'Africa orientale italiana e scopre una realtà che viene presentata nei suoi aspetti, diciamo, etnici, di ambiente, ci sono gli animali, i luoghi. E è interessante anche rilevare che l'arrivo è il punto di partenza, cioè Napoli. Anche qui c'è un contenuto di tipo propagandistico, perché Napoli era la sede del Regio Istituto Orientale della Società Africana d'Italia, che veniva utilizzata dal regime proprio per creare una coscienza coloniale negli italiani. E infine, alla conquista economica dell'impero, tra l'altro a questo gioco è stato dedicato anche uno studio di caso, che ha adesso presentato Enrico, che potete trovare all'interno di Novecento.org. Questo è un gioco nel quale torna l'aspetto pubblicitario e questo giovane esploratore che viene a conoscenza, insomma, e può impossessarsi delle ricchezze economiche delle colonie. In questo caso avete la possibilità anche di vedere il retro del gioco e il dado e le pedine, insomma, da ritagliarsi. Ecco, quindi la suggestione che vi proponiamo, insomma, è quella di provare ad immaginare che cosa fare in classe con questi giochi. Ecco, una particolarità del sito è che i giochi sono riprodotti con delle immagini ad altissima definizione, quindi sono molto fruibili, sono ingrandibili molto bene e sono davvero fruibili nelle classi. Anch'io chiudo rapidamente e cedo la parola a Nadia. Eccomi qua, grazie Chiara. Tutte queste cose poi, come anticipava Chiara, abbiamo messo su un PDF i link in maniera che anche chi segue da distanza poi possa andare a vedere sui siti questi vari materiali per discutere un po' sul loro utilizzo. E adesso passerei la parola ad Antonio Spinelli, che è il collega di Vicenza, che sta partecipando a un'operazione a livello nazionale davvero molto interessante riguardo il censimento, diciamo, dell'odonomastica fascista e coloniale a livello appunto nazionale, e avremo la possibilità di mettere il naso in anteprima nel suo lavoro, che ancora non è pubblico ma è abbastanza avanzato. Antonio, non ti vedo, ma ti cedo la parola. Grazie Nadia. Sì, in realtà oggi nella seconda parte, quella appunto pratica in cui vi cimenterete,
non c'è nulla che riguardi l'odonomastica, ma ve ne parliamo perché c'è una possibilità, come potete immaginare, sia dal punto di vista della riflessione teorica, sia dal punto di vista di quella della pratica didattica, c'è una possibilità enorme di sviluppare piste di ricerca, idee e attività con gli studenti. L'odonomastica è strettamente legata alla storia e coinvolge prima di tutto le politiche della memoria di un paese, no? Quindi c'è una prima riflessione che deve essere fatta riguardo a questo, che non riguarda solo il fascismo, ovviamente. Un'operazione del genere la si può fare anche sul Risorgimento, sulla Resistenza, la possiamo fare anche ai giorni nostri. Quante polemiche si sollevano ancora nel XXI secolo su vie esistenti o su vie che si vogliono invece intitolare. Pensiamo anche alle manifestazioni a Bologna o in molte città d'Italia in cui ci sono gruppi sociali o gruppi di studenti che coprono i cartelli, le stradali, o pensiamo alla cancel culture, che quindi non riguarda solo l'odonomastica, ma poi anche i monumenti e altri luoghi che hanno avuto a che fare con periodi storici particolari. Quindi è una cosa che tocca l'attualità e nello stesso tempo ci permette di parlare della storia. Allora, questo sito, che è un sito dell'Istituto Parri, è un progetto nazionale, come l'Istituto Parri ha realizzato altri siti che probabilmente conoscete, no? Quelli legati alle lettere dei condannati a morte, alle stragi nazifasciste, eccetera. Sta per nascere un nuovo sito che si chiamerà luoghifascismo.it ed ha non la pretesa, perché capite che è una materia molto magmatica, e adesso vi dirò perché, ma comunque ha l'intenzione, l'obiettivo di portare alla luce ciò che in alcuni casi si sa, in altri non è ancora conosciuto. Stiamo parlando di vie, piazze, piazzali, viali, stiamo parlando di vari luoghi, lungargini, fondamenta, porti, aeroporti, eccetera. Stiamo parlando in parte anche di monumenti, lapidi, scritte sui muri. In questo caso ci riferiamo al periodo fascista, ma non solo. Ci riferiamo all'idea di cercare ciò che è rimasto del periodo fascista, non soltanto perché deliberato durante gli anni del fascismo, ma anche quando deliberato dopo il 45. Perché la caratteristica dell'analisi è quella di capire che cosa ancora oggi ci lega a quel periodo, a quei personaggi o i luoghi, come ad esempio i luoghi coloniali. E qui il discorso si fa molto interessante. Ovviamente il sito adesso allora voi vedrete, ci sarà l'accesso a una mappa che non carico adesso perché è gigantesca, ma ha un impatto enorme, perché vedrete un'Italia cosparsa di puntini rossi che indicano tutte le vie. E ovviamente ci sono dei criteri, perché non tutte le vie esistenti sono state indicate, però immagino un docente che con i propri ragazzi, o come spunto didattico che inizia un percorso sul colonialismo, sul fascismo, o come vera e propria ricerca sulla propria città, possa andare a individuare ulteriori luoghi che qui non abbiamo messo per motivi di, come dire, di correttezza storiografica, nel senso che in mancanza di una data precisa che indica il momento in cui quella via, quel luogo è nato, abbiamo deciso di essere cauti, no? Perché ovviamente una via Trieste, una via Roma, nate prima dell'avvento del fascismo hanno un significato, una via Adua prima dell'avvento del fascismo ha un significato, le vie nate dopo il 22 o ancora vie coloniali nate dopo il 45, perché ce ne sono, anche in epoca repubblicana, capite che hanno significati diversi e questo ci consente con i ragazzi anche di discutere di questo. No? Non solo di cercare, di andare a vedere, di fotografare, di mappare, ma anche di discutere delle scelte.
Ci si potrà fare anche una semplicissima ricerca interna, quindi in questo momento vi metto Padova, e cominciate a vedere dei luoghi come Macalè, Somalia, vedete Djibouti, Ambaradan, eccetera, eccetera, ma anche Albania, Tirana, ma nello stesso tempo vedete anche dei nomi di personaggi che in qualche modo hanno a che fare con il fascismo e in molti casi con la conquista, l'occupazione dell'Africa. Pensate che in Italia ci sono moltissime vie dedicate a Italo Balbo, qualcuna a Graziani, ci sono vie ancora dedicate a caduti delle guerre coloniali, ci sono vie dedicate a generali, e quindi insomma è un tema molto delicato che però può essere sicuramente usato e può mostrare anche proprio l'aderenza tra ciò che accadeva e l'intitolazione delle vie, in sfregio spesso alle stesse leggi che il fascismo si era dato e che, udite udite, sono leggi ancora in vigore. Cioè le leggi sull'odonomastica sono esattamente quelle del fascismo, sono ancora lì. E quindi potrete vedere lo snodo del 35-36 con la nascita delle vie dedicate alle colonie. Potete vedere anche tutti i riferimenti alla ex Jugoslavia, all'Albania. Non c'è ovviamente soltanto, non ci sono soltanto luoghi della Libia o del Corno d'Africa. Potrete vedere anche le evoluzioni che avvengono durante gli anni della guerra. Potrete vedere anche cose molto interessanti come i repentini cambi del luglio 43 alla caduta del fascismo, quando ovviamente in fretta e furia il podestà del momento cancella le vie perché sa che la storia sta cambiando, per poi ripristinarle, soprattutto ovviamente nel centro-nord Italia, nel momento in cui nasce la Repubblica Sociale Italiana. Si può lavorare ovviamente sul cambiamento dovuto alle prime giunte dei comitati di liberazione nazionale, e poi si può discutere anche animatamente, ed è bello farlo, si può discutere sulle scelte del dopoguerra, in cui sì, accanto all'intitolazione a partigiani, brigate, eccetera, eccetera, si moltiplicano addirittura le intitolazioni a luoghi coloniali e anche a personaggi discutibili. Vi faccio vedere così, soltanto velocemente, una mappa che fa riferimento alla città di Padova. Adesso non vi spiego tutto, però tanto per farvi vedere quale potrebbe essere poi anche un risultato della ricerca fatta dai ragazzi, che vanno a individuare decenni diversi, vanno a individuare le vie non più esistenti e trasformate e quelle che permangono con i loro significati. In un grosso gioco di creatività si potrebbe anche provare a capire con loro che cosa vorrebbero trasmettere della memoria storica del proprio paese al futuro in una ipotetica costruzione di una città ideale. Grazie. Grazie Antonio, chiarissimo, molto bello, siamo tutti curiosi di vedere quando sarà pronto tutto, anche perché le sorprese sono davvero notevoli. Per esempio a Verona ho scoperto che 8-9 vie sono state intitolate nel 1970 alle ex colonie africane, non nel periodo del fascismo. Ma qui apriremo un'altra parentesi. Invece a questo discorso dell'odonomastica si lega benissimo il gioco Memorie coloniali, che è stato ideato, sperimentato più volte a Modena e che adesso Francesca Negri, che è con noi, avrei voluto fosse qui di persona, ma anch'io, reduce dal Covid, non ce l'ha fatta, ma lo stesso, insomma, ci spiegherà qualcosina. Grazie mille Francesca, ti do subito la parola. Grazie Nadia, ringrazio prima di tutto l'Istituto Storico per la Resistenza di Verona, il direttore Nadia, che mi hanno dato questa opportunità con questo invito di diffondere un po' quello che è lo spirito del nostro gioco e sperare appunto che possa essere uno strumento didattico interessante per entrare nell'argomento abbastanza complesso, insomma, del colonialismo.
Ringrazio Antonio Spinelli perché proprio il lavoro che vi ha fatto vedere è un lavoro che anche a Modena stiamo facendo da qualche anno, sempre sulla base di questo lavoro della rete nazionale, no, del Parri, e che abbiamo sperimentato direi con estremo successo anche a Modena, perché siamo riusciti a creare una mappa attraverso l'odonomastica appunto fascista e poi il passaggio alla odonomastica repubblicana, a far ragionare i ragazzi su questo tipo di lavoro. E loro si sono dimostrati molto interessati e poi addirittura abbiamo deciso di fargli, dopo aver fatto appunto questa mappa, abbiamo lasciato loro lo spazio di immaginare anche un'odonomastica futura, no? E quindi con un esercizio un po' di cittadinanza attiva, proponendo alla Commissione della toponomastica del Comune di Modena le loro scelte. E devo dire che in questo caso il Comune, per fortuna, ha recepito l'interesse dei ragazzi e li ha accolti in Consiglio Comunale, cosa che insomma non era scontatissima, per cui a loro ha dato molta carica. Comunque torno al nostro gioco. Il nostro gioco è un gioco molto semplice, adesso provo a mandarvi un PowerPoint che aiuta un po'. È un gioco molto semplice dal punto di vista della meccanica, si intitola Memorie coloniali ed è un gioco da tavolo. Noi abbiamo costruito anche la versione online, per cui se qualcuno fosse interessato può anche cimentarsi con la versione online, che però richiede delle abilità, delle competenze di gioco maggiori, ci hanno spiegato gli esperti. Come è nata l'idea di questo gioco? Rapidamente, durante il lockdown a qualcosa è servito, perché durante il lockdown noi siamo stati chiamati dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna a partecipare a un bando per la costruzione di viaggi virtuali. Da 9 anni in Emilia-Romagna l'Assemblea legislativa della Regione finanzia dei viaggi della memoria o viaggi attraverso l'Europa per studenti delle superiori, delle medie, delle elementari e per la formazione degli insegnanti, ed ha un cofinanziamento che permette quindi di abbassare la quota personale che ogni ragazzo deve utilizzare per fare questo viaggio, e quindi ha allargato moltissimo la platea degli studenti che possono partecipare a questi viaggi, che in qualche maniera si sostituiscono alle gite tradizionali, ma sono viaggi di studio preceduti da una formazione, poi si fa il viaggio con lo storico in viaggio, poi si ritorna e si fa un lavoro di restituzione. Essendo bloccati tutti dal lockdown non si poteva viaggiare, quindi ci hanno chiesto di partecipare a questi bandi, ma inventandoci dei viaggi che non si potevano di fatto fare. E siccome il colonialismo era un tema che a noi dell'Istituto di Modena interessava un po' da qualche anno, ci avevamo già iniziato a lavorare da un po', abbiamo pensato, visto che è molto difficile insomma costruire un viaggio che porti i ragazzi sulle colonie, comunque non è così semplice, abbiamo pensato di poter fare un viaggio virtuale lavorando appunto sulle memorie, sulle tracce delle memorie coloniali di cui sono piene le nostre città, come abbiamo visto dall'intervento precedente. E abbiamo anche pensato che era appunto molto interessante partire anche da come si deposita appunto la memoria ufficiale, quali sono le politiche della memoria che si depositano nei luoghi che in realtà frequentiamo tutti i giorni, che sono gli spazi pubblici delle nostre città. Quindi ci sembrava interessante affrontare il tema del colonialismo da quello che vediamo noi tutti i giorni e che rimane, che è una memoria stratificata molto interessante e che dà la possibilità di fare appunto con i ragazzi tantissimi ragionamenti che adesso non sto a ripetere perché Antonio ne ha già parlato prima. Quindi abbiamo deciso di lavorare sull'odonomastica, quindi nomi di vie, di piazze, nomi di giardini, quartieri, sui monumenti, su luoghi istituzionali che sono luoghi che sono stati creati in epoca coloniale, adesso tanto per dirne uno, l'Istituto Agronomico per l'Oltremare a Firenze, insomma ci sono moltissimi enti e istituzioni che sono state create in epoca coloniale e che sono tuttora oggi visibili, no? O l'Istituto Geografico Militare, che ha avuto un'importanza straordinaria nell'avvio, no, dell'avventura coloniale.
Giardini, parlava prima Antonio, addirittura dei giardini che sono intitolati a Rodolfo Graziani, li abbiamo a Filettino, in provincia di Frosinone, abbiamo scoperto insomma tante cose interessanti. Quartieri, adesso io cito anche, non so, luoghi che conosco meglio della mia regione, a Bologna c'è un quartiere che si chiama Cirenaica, da sempre viene chiamato Cirenaica, come a Roma c'è il quartiere africano, pieno appunto di vie intitolate a luoghi importanti per il colonialismo, e targhe e lapidi. E appunto, rispetto a quello che si diceva prima, anche noi a Modena abbiamo scoperto, lavorando sulla odonomastica, sulle lapidi e le targhe, che nel 2007, quindi 2006-2007, è stata posta una targa in piazza Matteotti, anche il luogo abbastanza significativo, dedicata a un generale pluripremiato, plurimedagliato, non saprei come dire, ma che ha avuto in realtà un ruolo enorme anche nella storia del colonialismo, e addirittura è stato, il suo nome compare tra diciamo, i generali che l'Etiopia aveva richiesto come criminali di guerra e che fossero processati, quindi per dirvi insomma che ci sono delle sorprese abbastanza interessanti. Quindi da questo progetto didattico nasce questa idea, e l'idea del gioco era appunto quella di simulare attraverso il gioco un viaggio della memoria che attraversasse dei luoghi. E vado veloce perché non voglio togliere troppo tempo, perché è un gioco, non sto a ripetere, c'è una letteratura infinita sulla valenza educativa e formativa del gioco, sia dal punto di vista cognitivo che dal punto di vista dello sviluppo delle competenze relazionali, ma perché un gioco può essere proprio un rompighiaccio che può in qualche maniera fare da stimolo della curiosità e del coinvolgimento e della partecipazione dei ragazzi, per arrivare poi con loro a ragionare di temi appunto storici come il colonialismo, tenendo conto che il colonialismo sappiamo insomma che è un argomento che è stato un po' messo ai margini, no, del dibattito pubblico, no, italiano. In realtà è un fenomeno abbastanza di lunga durata, perché appunto attraversa l'Italia monarchica, fascista e monarchica, e arriva fino in età repubblicana. E quindi, ed è un discorso che, soprattutto lavorando sui monumenti o sulla odonomastica, è un discorso quasi sempre fatto da un punto di vista molto particolare e unico, che è quello appunto del colonizzatore. E quindi già entrare anche in contatto con i nomi delle vie pone immediatamente il problema del punto di vista da cui si guarda questi fenomeni. Le regole, adesso io ve le illustro per quello che si possono capire in una presentazione di 10 minuti, ma vi assicuro che è stato giocato anche da poco tempo al Festival della Filosofia da ragazzini, da bimbi di 10 anni, quindi non è difficile. Si può giocare da 2 a 6 giocatori, si può giocare nelle scuole di primo e secondo grado, noi l'abbiamo pensata per le terze medie, ma tenendo conto appunto del programma che viene svolto, e anche nelle scuole di secondo grado noi l'abbiamo provato con ragazzi di quarta e di quinta superiore. Il gioco dura 45 minuti, ha una meccanica molto semplice e permette appunto poi di lavorare con una certa rapidità in classe. Provo a spiegarvi com'è. Quindi abbiamo detto che è un viaggio, si sono scelte 7 regioni dell'Italia, ovviamente non perché ci piacessero più di altre, ma semplicemente perché bisognava fare una scelta. Usare 20 carte per 20 regioni non aveva senso, non toglieva significatività al gioco. E abbiamo utilizzato diverse tipologie di memorie, quindi abbiamo parlato di lapidi, appunto di monumenti, quello che vi ho detto prima, di edifici, di archivi, luoghi anche molto importanti in cui le memorie coloniali vengono conservate, e poi appunto queste memorie sono state riunite per tematiche. Quindi diciamo che la plancia di gioco è costituita da queste carte delle regioni, su cui si compiono questi percorsi e questi viaggi. Come in un viaggio, diciamo, sui luoghi di memoria, da ogni luogo su cui si posiziona il giocatore si traggono delle carte che, come vedete, sono carte
le abbiamo chiamate carte ricordo, cioè qualcosa che uno vede e di cui mantiene un ricordo. Come vedete lì per esempio c'è Italo Balbo, come si diceva prima le vie Italo Balbo sono tantissime in Italia. Se voi andate a vedere trovate la mappa di Wuming che ha mappato appunto tutte le strade legate a memorie coloniali in Italia, e una via Tripoli, una via Italo Balbo c'è in quasi tutte le città d'Italia. Poi abbiamo, vedete per esempio qua l'Emilia Romagna, abbiamo una parte dedicata all'immaginario coloniale. Qui abbiamo preso delle immagini dalla Domenica del Corriere, e l'episodio fa riferimento al fatto che sono stati regalati 2 leoncini portati dall'Etiopia messi ai Giardini Margherita a Bologna, e anche questo appunto in qualche maniera contribuiva alla costruzione di un certo immaginario. Poi una carta, vedete, del Lazio e degli archivi. Abbiamo dato in particolare modo rilievo al Lazio e in particolare alla città di Roma, perché Roma, come centro a un certo punto politico dell'impero, a partire dalla guerra d'Etiopia, è quella che in qualche maniera reca più tracce di tutte le altre città italiane. Quindi diciamo che attraverso queste carte sulle quali si può poi lavorare, perché anche dalle fonti iconografiche si può lavorare con i ragazzi, emergono o luoghi significativi o scontri militari, quindi eventi importanti del colonialismo. Per esempio abbiamo la targa dedicata ai caduti di Sharashat, che è stata citata poco prima da Chiara, i protagonisti che vanno appunto da Graziani, Badoglio, Balbo, il generale Nasi di cui vi ho parlato, le istituzioni e l'immaginario. Anche qui è interessante perché, come dicevo prima, quando andiamo a vedere la targa, la lapide dedicata a Sharashat, è certo che la lapide viene dedicata ai caduti di Sharashat italiani, e anche in questo caso noi abbiamo pensato che questo gioco possa essere il punto di partenza per incominciare invece a vedere gli stessi episodi ma da un punto di vista diverso, e quindi Sharashat rappresenta un importante esempio di resistenza coloniale da cui si può partire per costruire dei percorsi che lavorano sulla propaganda del tempo, o vedere che cosa è stato poi nella realtà il colonialismo italiano. Quindi penso che abbiate appunto già fatto un percorso per cui le violenze, l'uso della forza, la detenzione, l'uso dei gas nelle guerre d'Etiopia sono state, diciamo, alcuni degli strumenti utilizzati in queste campagne. Poi ci sono le carte, diciamo, quindi noi ci muoviamo su questa plancia e raccogliamo questi ricordi, perché all'inizio del gioco vengono date queste carte, che sono chiamate percorsi, che in qualche maniera, non so se qualcuno di voi ha giocato a Risico, insomma costituiscono un po' gli obiettivi del gioco. Se uno riesce, alla fine del gioco fa alcuni percorsi e li completa. Ogni percorso consta di 3 ricordi. E anche queste carte, che individuano l'obiettivo del gioco e dei percorsi tematici, possono poi essere utilizzati come strumenti dopo il gioco per andare a ragionare su una serie di cose. Qui adesso vedete crimini coloniali, resistenza coloniale, ma ce ne sono tanti altri, che propaganda coloniale, sto guardando le altre carte che ho sotto mano, sulle quali si possono fare ragionare i ragazzi, e magari si può chiedere ai ragazzi di fare dopo una ricerca su quelli che sono questi ricordi, che cosa li accomuna, e di fare trovare a loro una serie di connessioni. Cioè le idee sono poi tante. Qui sono le carte fotografia, sono le carte che servono per muoversi sulla plancia di gioco di cui però ora non vi sto a dire la regola precisa. Come vedete si presenta così il tavolo da gioco, quindi le carte regione su cui vengono posizionati i ricordi, le carte fotografia grazie alle quali ci si può muovere in base a degli obiettivi che sono quelli appunto della realizzazione di percorsi. Ecco, siccome questo gioco faceva parte di un progetto più ampio, che è quello appunto del viaggio, del bando fatto per il viaggio virtuale, il gioco è accompagnato da delle risorse didattiche che possono servire all'insegnante. Quindi se voi andate su questa pagina, che è la pagina del sito dell'Istituto Storico di Modena, lì troverete un video tutorial che vi spiega come funziona il gioco.
Ci sono una serie di lezioni virtuali, video lezioni, una di Costantino Di Sante, una di Francesco Filippi, una di Gianluca Gabrielli, tutte sul tema del colonialismo, del razzismo, di come è stata condotta la narrazione pubblica del colonialismo in Italia. E poi c'è un piccolo vademecum dove trovate diciamo tutti gli episodi a cui fanno riferimento le carte o le storie dei protagonisti, le storie delle istituzioni coloniali, perché è evidente che insomma non è che tutti immediatamente possano conoscere ciascuno dei riferimenti delle carte. Quindi il gioco, diciamo che il pretesto è proprio il modo per entrare in argomento. Una volta finito il gioco, sta poi all'insegnante analizzare quello che è successo nel gioco, vedere quali sono le carte che magari i ragazzi hanno collezionato e incominciare a indagare appunto il rapporto tra gioco e temi storici. Le proposte di lavoro in classe sono tantissime, ognuno ovviamente può aggiungere quelle che gli sembrano più adeguate, noi ne abbiamo individuate alcune, quindi partire dalle carte per fare una ricerca sul web e fare lavorare i ragazzi, partire dalla odonomastica cittadina, perché appunto sicuramente in quasi tutte le città d'Italia ci sono dei riferimenti alle memorie coloniali. Noi a Modena ne abbiamo pochi, però una via Dogali ce l'abbiamo e naturalmente quando uno incomincia ad andare a chiedersi ma come mai c'è una via Dogali che è stata fatta durante l'epoca fascista, in realtà l'epoca fascista dedica una via Dogali che è una sconfitta, no? E sono interessantissime le motivazioni che si vanno poi pian piano a individuare. Si può fare un debate, l'ha accennato prima anche Antonio, sull'opportunità di mantenere o cancellare le tracce della memoria coloniale. Si può lavorare con i ragazzi per vedere che cosa fare di questi segni, no? Che ci sono nelle nostre città, quindi cancellarle, risignificarle, risemantizzarle e quindi lavorare sull'odomastica cittadina, oppure riflettere più in generale su cosa è stato il colonialismo italiano, sui processi di decolonizzazione e quali sono gli esiti sul presente. Abbiamo anche individuato la possibilità di intavolare rapporti con le comunità straniere che ogni città, che ognuna delle nostre città ha, per andare a fare interviste e incominciare ad aprire questa narrazione unica alle storie degli altri, tenendo conto che i cittadini ormai italiani sono cittadini cittadini di seconda generazione, molte delle loro famiglie vengono appunto da quelle che erano le nostre colonie. Per noi questo gioco è il punto di partenza sia per un percorso di conoscenza storica che può contribuire quindi a far conoscere meglio ai ragazzi la storia del colonialismo italiano, capire come si è costruita la memoria collettiva intorno a questi esempi e ovviamente nel presente aiutarli a combattere forme di xenofobia, di razzismo che vediamo riemergere continuamente e leggere con strumenti più avvertiti e critici anche i fenomeni migratori che riguardano il nostro paese. Direi di avere finito, spero di non avervi confuso, ma insomma che un pochino si sia capito quello che è lo spirito insomma del nostro gioco. Grazie mille Francesca, confesso che non è intuitivo, cioè anche avendo le carte per le mani bisognerebbe provarle, però i video tutorial conto siano un grande aiuto e da quel che ho capito serve anche più di un mazzo per far lavorare una classe, giusto? Quindi sì, sarebbe meglio spiegare semmai come ci possiamo procurare i mazzi se ne abbiamo bisogno. Ma cioè, il gioco è più facile quando lo si fa, dopo che lo si è fatto una volta è veramente molto semplice perché lo schema è più difficile capirlo leggendo il regolamento. Questo è un po' il paradosso, ma è così. Ok, allora finché noi cominciamo a lavorare, magari vedo che qualcuno chiede dove si può acquistare il gioco. Se tu in chat riesci a dare delle indicazioni su come contattarti, com'è la situazione, insomma come possiamo fare eventualmente per averlo, fai un servizio. Lo scrivo, certamente.
Grazie Francesca, così poi Grazie a salviamo la voi. chat e salviamo tutto. Allora, siete stati bravissimi, come vedete, adesso mi rivolgo anche a chi è qui in questo momento, insomma gli spunti e le attività possibili sulle tematiche sono davvero tantissime e molto ricche. Abbiamo pensato, come sempre facciamo quando prepariamo questi percorsi, questi incontri di tipo didattico, di non fare solo la spiegazione frontale, siamo già andati anche un po' per le lunghe, ma di farvi vedere, sperimentare, provare a dare un'occhiata a quello che è disponibile. Allora, io ho già incollato in chat un po' più in alto, chi è collegato adesso trova in chat un file che si chiama collegamenti per il reperimento dei materiali. Vi invitiamo a scaricarlo sul vostro computer perché poi chi è collegato online verrà distribuito in stanze virtuali in cui deciderete insieme cosa esplorare andando a collegarvi online ai vari link o agli studi di caso, ai giochi, insomma nei gruppi deciderete un po' come regolarvi. Spazio alle vostre osservazioni, se qualcuno che è stato nelle stanze vuole dire qualcosa, se è riuscito a vedere i materiali, se ha capito come funzionano, qualche feedback, idem per chi è in presenza, viene da questo lato e se vuole dire qualcosa, non siate timidi. Noi abbiamo analizzato ad esempio la parte del documento di Gianluca Gabrielli sul meticciato praticamente, quindi le leggi prima delle leggi razziali. E questa ovviamente è una tematica molto sentita tra l'altro nei licei, ma abbiamo capito potrebbe essere sentita benissimo anche alla scuola media, anche perché nei testi di storia effettivamente queste tematiche vengono bypassate totalmente proprio, quindi bisogna fare un approfondimento e questo quindi sarebbe interessante da poter proporre in classe, quindi con l'ausilio dei documenti, la visione anche magari, non so, di qualche film oppure di video, ma anche canzoni. Perché anche le canzoni che noi ovviamente abbiamo tramandato e quasi gli anziani, proprio anziani, abbiamo fatto il ragionamento prima, hanno assorbito totalmente e quindi sarebbe bene che i ragazzi conoscessero e potessero un po' far luce anche su questo aspetto, perché tendenzialmente si parla delle leggi razziali, si parla ovviamente dell'unione della politica economica, ovviamente non solo razziale, anche con Hitler, però questo aspetto del meticciato viene totalmente bypassato. E magari qualcuno anche che si occupa dei testi di storia, sarebbe bene che ci fosse un modulo, un qualcosa, un approfondimento, perché proprio non c'è assolutamente. Quindi ci siamo così confrontate sia per declinarlo per la scuola media sia per il liceo. Eravamo appunto due che noi siamo al liceo appunto e una collega, adesso non mi ricordo il nome, che è invece alla scuola media. Però la tematica può essere trattata trasversalmente in modo dovuto, insomma, declinando bene insomma da una parte all'altra. E potrebbe essere molto interessante anche avere qualche incontro, ovviamente in auditorium, magari, che sono sempre cose che rimangono e che i ragazzi apprezzano. Quindi anche questo, ecco, abbiamo sì, visto queste cose anche perché avevano difficoltà nel trovare, abbiamo avuto difficoltà per il materiale che qualcuno non riusciva a scaricare, poi l'ho mandato anche con un mail. Non so se le colleghe che erano con me vogliono aggiungere qualcosa di quello che ci siamo dette. Non le vedo. Allora, io non sono qua per non interferire con la telecamera. No, niente, dicevo che naturalmente con le medie bisogna fare un taglio un attimo più semplificato, però l'idea di avere questi documenti, parlare di queste leggi precedenti di cui appunto non si parla e poi dicevo, dividendoli in gruppi con un documento per ciascuno, per ogni gruppo, vedendo delle slide, delle immagini, anche fargli vedere i fumetti del tempo, come l'uomo italico veniva disegnato e rappresentato e come l'africano veniva rappresentato. Ecco, io sono cresciuta con la musica dei Batussi, sono del 59, ecco, quindi come età.
e quindi spiegare anche loro le canzoni, Faccetta Nera e altre cose che c'erano a quel tempo, per chi li viveva come Italicus, diciamo, non erano viste come invece le conseguenze che comportavano questo modo di concepire. Ecco, noi non più che sul gioco, dicevamo l'analisi dei documenti, immagini, magari qualche canzone con il coinvolgimento magari del collega di musica o di arte, e poi soprattutto farli lavorare sul documento, che hanno anche bisogno di leggere e di comprendere un testo. L'analisi del testo, sì, fondamentale. Condivido. Grazie. Qualcun altro che vuol dire qualcosa? Sì, allora io e le altre colleghe del gruppo, la collega Sciascia e Cinzia Zen, e ce n'era una quarta di cui mi scuso per non ricordarne il nome, abbiamo così deciso di visionare i documenti di uno studio di caso, e gli ultimi due appunto relativi ai documenti al colonialismo e tutela della razza e razzismo coloniale italiano, dal Madamato alla legge contro le unioni miste. Siamo insomma tutte e tre colleghe che insegnano al triennio di un liceo, al triennio delle superiori, e quindi abbiamo così ravvisato in questo argomento, un argomento che può più essere proposto ai ragazzi del triennio. L'abbiamo trovato interessantissimo per, come dire, per la possibilità che offre di essere legato al presente. Per esempio la rappresentazione che insomma, dei coloni veniva fatta nelle cartoline può presentare delle somiglianze con il modo con cui oggi, per esempio, vengono presentati gli attuali immigrati. Così come insomma, tutti gli stereotipi che c'erano allora ed erano veicolati, insomma, si possono ritrovare talvolta anche nel nostro presente. E poi anche un argomento che permette poi delle incursioni nell'educazione civica o quindi con la riflessione sui diritti umani, oppure anche insomma, un argomento che permette poi anche di passare all'introduzione delle leggi razziste. E poi c'era la collega Cinzia Zen che insomma ha sottolineato che la sua scuola è intitolata, non so se vuole intervenire la collega. Sì, eccomi. No, eccoci, sì. Sì, no, a proposito della riflessione legata proprio al fatto che anche nel periodo post-bellico, dopo la seconda guerra mondiale, si è scelto appunto anche nella mia realtà di scegliere una toponomastica a livello comunale, ma anche proprio per le scuole, che si rifà a figure ad esempio della politica coloniale o delle guerre coloniali. Raccontavo quindi questo in relazione proprio alla scuola piuttosto che al comune in cui lavoro, collegandoci proprio alla questione attualissima della toponomastica. Perché come si chiama la tua scuola? Allora, la mia scuola è intitolata Umberto Masotto, che è stato uno dei protagonisti della battaglia di Adua, e che per questo, per il suo impegno bellico e per aver sacrificato la vita perché ha difeso fino all'ultimo la ritirata, così recita il testo, è stato premiato con la medaglia d'oro al valore militare. E quindi si diceva insomma che anche con la classe, con gli studenti, abbiamo riflettuto parecchio rispetto alla battaglia di Adua, rispetto a ciò che essa ha significato per l'Etiopia, per la popolazione africana nel suo insieme. Ecco, e quindi è una scelta peraltro che muove dal fatto che appunto Masotto è noventano, Noventa Vicentina è il paese dove ha sede il mio istituto. No, interessante sta cosa, come diceva anche Francesca prima. Non si tratta tanto di rinominare, ma di avere consapevolezza di quello che sta intorno e discuterne. Sì, anche infatti. solo un debate su cosa fare, un po' tutto quel discorso che è venuto fuori anche rispetto al colonialismo negli Stati Uniti negli anni scorsi. Sì, sì, infatti. Una cosa molto sentita ed è interessante anche da noi intraprendere un po' questa strada, hai ragione.
Sì, ecco, la scuola resta ovviamente titolata a questa figura noventana, però appunto si tratta di vedere in chiaroscuro ciò che ciò significa e di avere anche uno sguardo assolutamente critico rispetto alla politica coloniale italiana. Certo. E in questo senso... Dramatizzare la cosa, sì, esatto, sì. in questo senso si lavora con i ragazzi, cercando poi anche di appunto approfondire ulteriormente la conoscenza o di presentare la storia da altri punti di vista, cosa che ad esempio ho cercato di fare in questi giorni con una mia alunna di origine cinese. Le ho chiesto di andare a prendere in mano i suoi manuali e di vedere come l'Ottocento è tratteggiato nei suoi manuali, e poi ci siamo fermati a riflettere proprio sulle scelte lessicali, sulle immagini e così via. Occorre sempre comunque lavorare in modo critico. Grazie. Poi scusami Nadia, per Masotto è interessante anche ragionare su quale Adua, perché in quel caso è l'Adua della fine dell'Ottocento, ok? Che è un'altra cosa rispetto a ciò che accade successivamente, quindi anche qui ci sono sovrapposizioni, no? E livelli interessanti. Altre voci? Sui giochi, sulla valenza didattica dei giochi, perché è un'istigazione a esaltare, cioè la vittoria, si vince il gioco dell'oca e quindi il rischio che ci si immedesima poi dalla parte del vincitore, quindi lo trovo un po' pericoloso. Abbiamo sperimentato il gioco del risico quando eravamo più giovani e poi ci si calava in quel linguaggio, in quelle strategie, io ti invado, io... e quindi un po' i ragazzi che sono meno strutturati da questo punto di vista, se l'avete sperimentato, non so, abbiamo dei dubbi sulla valenza didattica. Il gioco incuriosisce, poi certo c'è l'insegnante che deve, però poi i ragazzi possono... Ma infatti quello che suggeriva Chiara era di usarle come fonti, non come strumento di gioco, cioè non farli giocare, ma farli ragionare su come è costruito. Giusto, Chiara? Sì, esattamente. Sì. Anch'io non la pensavo come un gioco da proporre come attività ludica alla classe, insomma, proprio, anzi non farli giocare, ma farli analizzare. Non so se avete avuto modo di vedere, perché nello studio di caso legato al gioco sulla conquista economica dell'impero c'erano anche delle attività previste, e tra le attività non c'è giocate a questo gioco dell'Ocano, ma c'è invece analizzate le regole, analizzate certi snodi, coglietene il senso, diciamo, propagandistico, quali sono le sottolineature che ci sono alla base, quale immagine delle colonie, quale immagine degli italiani colonizzatori ne esce, insomma era questo lo spirito, mentre il gioco di Francesca è un gioco a cui giocare effettivamente. Ovviamente poi vi manderemo il link non solo alle cose che abbiamo pensato potessero servire a capire un attimo le proposte didattiche che vi abbiamo presentato e che abbiamo messo in chat, ma arricchiremo gli spunti con quello che ha detto Antonio, anche con la proposta di Francesca. Insomma, vediamo di fare un mini pacchettino, oltre che i PowerPoint, immagino, vero Enrico, Francesca? Possiamo anche mandare le slide, giusto? Certamente, sì. Per quello che possono servire, nessun problema. Allora, noi, se posso intervenire, noi abbiamo lavorato abbiamo avuto un po' di difficoltà ad aprire i documenti, abbiamo lavorato sul colonialismo e la tutela della razza. Eravamo soprattutto docenti di scuola secondaria di primo grado. Siamo riusciti ad aprire anche quello sull'orientalismo, però essendo più basato sul testo scritto, e abbiamo pensato che per una scuola secondaria di primo grado fosse più adatto quello invece costituito dalle immagini. E allora abbiamo trovato il testo anche per lo studente poco adatto per una scuola secondaria di primo grado. L'avremmo dovuto semplificare e scremare. Per quanto riguarda sia semplificare sia nella sintassi che nei contenuti. Per quanto riguarda le immagini, un'attività che si potrebbe fare può essere quella di chiedere innanzitutto di abbinare la descrizione delle immagini con
le immagini dei manifesti, delle vignette, delle copertine, dei giornali. E poi, come adesso sollevava una collega, abbiamo visto queste vignette umoristiche e abbiamo pensato che ci potesse essere il rischio di appunto immedesimarsi in quelle vignette e di che potessero essere, insomma, andare ad alimentare quello che invece vorremmo contrastare. Allora ci siamo chieste come affrontare questo problema. E allora abbiamo pensato che la strada dovesse essere quella di lavorare proprio su in che maniera quelle vignette, quelle immagini veicolano certi messaggi. Quindi abbiamo visto, insomma, che grosso modo i messaggi erano da una parte rassicurare e quasi invogliare i militari ad andare nelle campagne militari coloniali, e dall'altra evitare problemi di meticciato e ancora insomma, promuovere quest'idea della superiorità dell'uomo bianco, e abbiamo visto anche così la posizione, insomma, una certa immagine di uomo e di donna. Quindi ecco, invitare gli studenti a vedere in che maniera tutti i dettagli di quelle immagini studiate servivano erano funzionali, ecco, per questi messaggi. Quindi concentrarci su questo, quindi sulla analisi critica dell'immagine. E il fatto che abbiamo a che fare qui con delle immagini è particolarmente utile oggi in una epoca appunto che si basa sulle immagini. Sì, tutti gli studi di caso in realtà pubblicati su 900.org non sono esattamente pronti all'uso, vanno generalmente adattati, forse il testo per studenti sì, generalmente si viaggia per secondaria di secondo grado grosso modo, ma soprattutto la parte didattica va tarata sulla classe scegliendo quanti e quali esercizi fare, perché nella parte didattica si cerca sempre di dare tutti gli spunti possibili e immaginabili, ma è impossibile farli tutti in 2 ore in uno studio di caso, quindi richiede sempre poi la mediazione dell'insegnante. È giusto quello che avete fatto, intendo, di provare a pensare a come declinarlo rispetto all'età e alle classi che avete. È un po' quello che ci viene richiesto quando utilizziamo questi materiali. Hanno il vantaggio che rispetto a un argomento ti trovi tutta una documentazione già pronta all'uso, questa sì. Poi come declinare il testo e quali esercizi fare, questo richiede un pochino il nostro intervento, ma cominciare una ricerca invece per conto nostro dei documenti è complicato, non ne abbiamo mai il tempo. Vedo le 6:30 e qui qualcuno comincia a vestirsi. Allora, grazie infinite ad Enrico, Antonio, Chiara, Francesca che hanno così ben spiegato tutte queste attività. Grazie a voi per essere stati qui, sia in presenza che a distanza. Domani allora 4:30 puntualissime, perché alle 6 la professoressa ci lascerà e vorrei, come dire, trarne il maggior spunto possibile da questo aspetto della letteratura che noi in istituto copriamo abbastanza poco, invece questa volta ci sarà anche questo aspetto. Grazie a tutti, buona serata, arrivederci. Grazie, arrivederci.